Cioè, ma io non lo so. Cioè, aiuto, ma hanno rovinato un weekend. Cioè, vi rendete conto? Cioè, a noi del Napoli ci hanno rovinato un weekend. Stavo andando così bene questo weekend con la vittoria del Napoli 2-1. Gol di Miguel Gutierrez. Secondo gol, il primo gol in campionato per Vergara. C'hanno sti scemi, perché non voglio dire altre parole perché non voglio essere bannato. Prima di tutto sono dei ladri schifosi, ok? S'hanno accattato pure gli arbitri. Ah, boh. Vabbè, io vi saluto, bello a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspettate, di calciomercato, Batman napoletano, come state? Voglio, spero tutto bene. Allora, giù, Parma, Juve 1-4, Inter, Cremonese Inter, non mi ricordo, 0-2. Ma che schifo, hanno rovinato un weekend, mamma mia. Allora, parliamo prima della Juve che è appena finita la partita. La Juve vince per 4-1, gol annullato all'ultimo di Opendal se non sbaglio. Vabbè, vanno al gol Bremer, fatto pure doppietta Bremer. Oggi sa che si è fatto boh. Poi questo McKennis non segna dall'avanti Cristo, non segna da quando è nato. David che si sta riprendendo, poi autogol di Andrea Cambiasso che garantisce il gol al Parma, che però si segna dopo 3 minuti con il gol di Bremer. È arrivato al 54esimo il gol, l'autogol di 50, al 59esimo è stato di Cambiasso, che poi fa pure una scimità. Voi potete dire, a prescindere questo è da chi sia, da che squadra sia, gli autogol possono venire così a caso, come può essere un errore del portiere, del difensore, dell'attaccante, del centrocampista, può essere pure sfortuna. Gli autogol fanno sempre schifo. Ho sentito prima in live degli Juventini, tra l'altro stavamo in live, mancano 540 palleggi da fare, quindi penso nei prossimi giorni farò un'altra live dove farò quelle 540 palleggi. No. E va giù. Sta Juve non sa chi si è fatto oggi, veramente. Si è fumato, boh, sta giornata, prescindere, va proprio da buttare, da buttare. Inter che vince, allunga più 9 sempre dal Napoli a 50, 55 punti. Segnalatare Zelinski, si è fumato pure Kiss su Zelinski. Poi su Lautaro, oh mamma mia, fa sempre culo Kiss, mannaggia. La classifica al momento è Inter primo 55, Milan secondo 47, Napoli terzo 46, Juve 45, Roma 43 e Como 41. Boh, non lo so, non so che dirvi di queste due partite. Poi ci deve giocare il Milan, se non sbaglio martedì, una rottura di scatole. Per la Roma gioca domani, tra l'altro dovrebbe giocare ancora Pisa, se non sbaglio, Genoa, Udinese e Como, se non mi sbaglio, forse no, vabbè. Ah no, ora è venuto in mente anche la partita dell'Atalanta, Atalanta-Como, 0-0, mi ero scordato quella là, non l'ho vista tanto, ho visto un po' qualcosa, ho visto 0-0, ma vabbè. Per ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, siamo quasi a 300 iscritti, vi condivido il link del canale WhatsApp. E vai giù, lasciate un bel like. Ciao, vai giù.